comandante, come si è trovato qui, come ha trovato la città di Cagliari e questa bella manifestazione? Beh, Cagliari non la scopriamo oggi, grande capitale, gente splendida, della quale ho apprezzato soprattutto il garbo e l'ospitalità, veramente straordinaria, istintiva, squisita, e anzi vorrei approfittare proprio di questa favorevole occasione per ringraziare tutte le autorità che ci hanno accolto e hanno consentito che questo evento si verificasse, ma soprattutto tutti i cittadini che abbiamo incontrato durante le nostre passeggiate per Cagliari, persone straordinarie che conoscevamo già, un'ulteriore conferma. Le è piaciuta la manifestazione di Sant'Efisio? Spettacolare, bella, piena di storia, piena di cultura, piena di arte, ho visto degli abiti meravigliosi e ho avuto la fortuna di avere vicino una signora sarda che mi ha spiegato tutto, per cui sono rimasto affascinato. Grazie. Ma guardi, è nata l'anno scorso l'idea di portare il reggimento qui. Stavamo proprio guardando la sfilata di Sant'Efisio con il signor sindaco Floris e ci venne l'idea di portare il reggimento per l'anno successivo. È stato un lavoro lungo, anche abbastanza impegnativo, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Siete soddisfatti? Siamo molto soddisfatti, più che altro perché abbiamo visto che c'è stata una risposta veramente corale da parte dei cittadini e anzi siamo un po' preoccupati per l'affluenza. Ecco. La ringrazio. Prego. Cosa stiamo per vedere qui? Beh, qui c'è uno dei tanti, ma sicuramente il più bello, degli eventi che sono a corredo di questa festa di Sant'Efisio. C'è il Carosello dei Carabinieri, un evento straordinario, un evento unico in Italia, apprezzato nel mondo, che per la prima volta viene in Sardegna, viene a Cagliari, è teatro spesso di manifestazioni di affetto in tante città, forse anzi le capitali dell'Europa. Oggi a Cagliari è per noi un grande onore e francamente grazie anche alla passione dei carabinieri per quello che fanno ogni giorno e la testimonianza come la Sardegna è grata per quello che fanno quotidianamente. La ringrazio. La giornata dedicata a Sant'Efisio con questo è terminata, ma il periodo di festeggiamento per il santo arriva fino al 4, per cui ci sono anche altre manifestazioni, certo non di questo livello. Questa è una manifestazione che sta a cuore non solo ai sardi, che pure sono intimamente legati con il cavallo, ma è una manifestazione di lustro nazionale che ringraziamo l'Arma dei Carabinieri per avercela concessa. Grazie. Arrivederci.